La fontana pubblica che vedete nelle immagini sita in piazza Repubblica a Raffadali per Girgenti Acque risulta essere allacciata abusivamente per mezzo di una presa di uscita collegata alla conduttura idrica principale e che quindi la alimenta. A emettere regolare denuncia è stato un dipendente dell'ente gestore che ha scoperto l'allaccio abusivo che attualmente è in gestione commissariale, denuncia presentata regolarmente presso la stazione dei Carabinieri di Raffadali con l'ipotesi di reato di furto. Tra il 2015 e il 2016 è stato operato da Girgenti Acque un censimento delle utenze idriche comunali, tutte dotate di contatore idrometrico, cosa che non risulta per la fontana comunale di Piazza Progresso. Nel frattempo a Raffadali si sta continuando con l'installazione dei contatori idrometrici presso le abitazioni le cui bollette erano calcolate a forfait, piano disposto dai commissari prefettizi Gervasio Venuti e Giuseppe Massimo dell'Aira per la gestione straordinaria del servizio idrico. Nel frattempo non manca il grido di protesta del sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro. Sono rimasto basito, non so se piangere o ridere, afferma il primo cittadino. Girgenti Acque continua ad accanirsi a denigrare la collettività raffadalese e questa ingiusta accusa di furto ne è un chiaro e lampante esempio. Queste le motivazioni addotte dal sindaco. La fontana è a ciclo continuo, quindi non ha bisogno di nessuna presa idrica. Il comune ha sempre riempito la vasca di compensazioni con le autobotti, come facilmente dimostrabile e pubblicato dalla ditta fornitrice in occasione anche del Fastuca Feste. La presa segnalata e esistente sicuramente non è stata realizzata da questa amministrazione e neanche da quelli in cui io rivestivo cariche pubbliche, tanto che durante la sindacatura degli anni 2002 e 2007 per mettere in funzione la fontana il comune ha realizzato un collegamento idrico tra la stessa e il palazzo municipale, conduttura ancora esistente anche se non funzionante a causa delle continue rotture verificatesi nell'attraversamento della via nazionale. Il sindaco conclude che il comune negli anni ha messo in funzione la fontana solo nelle principali feste di paese. Di contro il comune di Raffadali nel 2015, all'inizio del mio mandato, afferma Cuffaro, ha accertato un utilizzo improprio da parte di Girgenti Acque sin dal 2010 delle utenze elettriche a supporto degli impianti idrici fognari intestati al comune di Raffadali. Più che altro non è che il problema che mi rammarico molto è che c'è un accanimento nei confronti di Raffadali e dei cittadini raffadalesi. Ne ho preso già atto da qualche tempo e siamo disposti a subire. Il tempo un giorno ci darà. Non esiste nessuna presa abusiva. Lì è una presa che esiste non so da quanti anni, 30-40 anni, che doveva alimentare una vasca di compensazione che nel tempo non è stata mai alimentata. E ho dei dubbi pure che era chiusa e qualcuno l'ha aperta per fare le foto. Comunque poi di questo se ne occuperà l'autorità giudiziaria, abbiamo tutta una documentazione formale e testimoniale, oltre che fotografica, per dimostrare che c'è un accanimento, perché di questo si tratta.